Per Benevento Latina ora Fabrizio Cappella. Buon pomeriggio dal Ciro Vigorito, vero e proprio fortino giallo-rosso, 30 punti raccolti, 2 sole reti subite. È qui che il Benevento ha costruito buona parte di quella classifica che lo vede in piena corsa per un posto nei playoff. Il calo invece dopo un buon inizio per il Latina, che si presenta in Campania guidato dal terzo presidente dall'inizio della stagione. Dopo un mese e mezzo sono infatti arrivate le dimissioni di Ferullo, che ha ceduto le redini del club a Benedetto Mancini, di fatto già presidente in pectore. Le formazioni: Baroni squalificato, sceglie questi 11 per il suo 4-2-3-1, Cragno in porta, Venuti, Camporese, Lucioni e Pezzi in difesa, Cibsa e Viola in mediana, Ciciretti, Falco e Pajac sulla tre quarti alle spalle di Ceravolo. 3-4-3 per Vivarini, Pinsoglio in porta, Brosco, Della Fiore e Coppolaro i tre di difesa, Nisa e Di Matteo gli esterni, Bandinelli e De Vitisi centrali di centrocampo, Buonaiuto, Corvia e Insigne le punte. L'arbitro è Pezzuto di Lecce. 7.000 circa gli spettatori, quelli della curva sud con uno striscione ricordano Carmelo Imbriani, scomparso prematuramente, ex capitano giallorosso, che ieri avrebbe compiuto 41 anni. A te. Che è proprio Flores. Il vantaggio della Latina con Corvia direttamente su calcio di punizione, un siluro a mezza altezza che si è infilato alla sinistra di Cragno. Dunque al 20° Benevento 0 Latina 1. A te. Benevento. E Benevento appena colpito un palo clamoroso, Ciciretti con uno splendido tiro a giro sul secondo palo, appunto una conclusione bellissima, sembrava quasi destinata ad uscire, poi è rientrata, non ci sarebbe mai arrivato Pinsoglio, palo pieno sulla ribattuta, non è riuscito a inserirsi poi Ceravolo, ma un Benevento che ha reagito e anche bene dopo il gol del vantaggio, è arrivato al 20° con Corvia da parte del Latina. Calcio di punizione contestato già prima della sua esecuzione, quello assegnato dal direttore di gara Pezzuto alla Latina, appunto, e poi la battuta di Corvia, un tiro secco preciso sul palo non coperto dalla barriera, e battuto Cragno con il Latina in vantaggio. Poi la reazione del Benevento già in 3 almeno conclusioni pericolose. In precedenza anche Ciciretti si era trovato a tu per tu con Pinsoglio calciando sul portiere che era già a terra, e ancora Ceravolo con un destro poi terminato al lato, ma bella partita dopo il gol, lo era già anche in precedenza, con poche conclusioni. Ora si è decisamente ravvivata. 28 minuti e 20 secondi al Ciro Vigorito, il Benevento è sotto di una rete con il Latina, la rete appunto realizzata da Corvia. Andiamo da Umberto Avallone a Bercelli. Fatica a girarsi per il contrasto di Romagnoli, finisce il Dionisi, non c'è fallo, secondo un arbitro attenzione, linea Benevento, attenzione. Il pareggio è arrivato con un sinistro dal limite dell'area di Pezzi, e dunque 41 minuti nel primo tempo, 1-1 tra Benevento e Latina. Di nuovo linea Graziani. Dunque è cambiato anche il risultato qui al Ciro Vigorito, 1-1 il pareggio dopo una insistita azione del Benevento. Il pallone è arrivato al limite dell'area dove Pezzi si è coordinato con un sinistro potentissimo, ha trovato l'incrocio dei pali. Dunque 41 minuti e mezzo, 1-1 tra Benevento e Latina, situazione di parità ristabilita dopo il gol di Corvia al 20° e anche meritata tutto sommato, perché la pressione della squadra allenata da Baroni era costante anche prima di subire la rete dello svantaggio. Ora la Latina subito in avanti con il contrasto però vinto da Ciciretti, che fa ripartire Cibsa in velocità, contrastato, supera anche il diretto avversario Ceravolo, entra nell'area di rigore, si allarga troppo il pallone e poi se lo trascina sul fondo, finisce sui tabelloni, niente di grave, subito ritorna in campo. Opportunità dunque per il Benevento immediatamente dopo il gol del pareggio. Ora siamo a 42 minuti e mezzo nel primo tempo, Benevento e Latina sono sul pari con una rete per parte, e la linea può andare a Bercelli. A Benevento è finito il primo tempo, Benevento e Latina sono sull'1-1, ma c'è una novità, perché proprio pochi secondi prima del fischio finale è stato espulso per doppia ammonizione Di Matteo del Latina. Dunque Latina che giocherà il secondo tempo in 10 uomini, ripetiamo il finale del primo
tempo. Benevento 1, Latina 1, le reti di Corbia per il Latina e di Pezzi per il Benevento. Linea Bercelli. A Benevento siamo al 15° della ripresa, 1-1 tra Benevento e Latina, ma Benevento che è alla ricerca del gol del vantaggio con una pressione costante, poche conclusioni per la verità, ma il pallino del gioco è sempre tra i piedi dei giallorossi, che anche in questo momento attaccano sulla destra. Venuti porta palla fin quasi al limite dell'area di rigore e poi cerca l'appoggio, lo trova di Ciciretti che si accentra, cerca lo spazio per appoggiare a sua volta Cibsa. Lo scambio ravvicinato, siamo ai 20 metri, potrebbe concludere Cibsa, allarga invece ancora per Venuti che è entrato in area di rigore, una doppia finta al limite dell'area. Ciciretti salta due avversari, entra in area di rigore, il destro, il tentativo di uscita riuscito e poi Ciciretti, una rete straordinaria dalla linea di fondo, praticamente da posizione angolatissima con il sinistro, e ha trovato l'angolo lontano, un gol difficilissimo davvero quello realizzato dal numero 10 del Benevento, che porta in vantaggio la squadra giallorossa al 16° minuto dopo una azione lunghissima da parte della squadra di casa. Questo numero di magia quasi di Ciciretti che trova una conclusione splendida e porta in vantaggio il Benevento. Siamo ora 16 minuti nella ripresa, Benevento 2 Latina 1. Vercelli. 36° Benevento 2 Latina 1. Non si accontenta la squadra di casa, vuole chiudere la partita, dunque attacca, prova in ogni modo a cercare il terzo gol. Poco fa Pinsoglio nel giro di 30 secondi si è opposto due volte da grande portiere in entrambe le occasioni a Lopez, in un primo caso su un rasoterra. Fabbrini, il raddoppio dello Spezia, cambia ancora la parziale alla Silvio Piola. 36° minuto, Pro Vercelli 0, Spezia 2. A te. Sì, dicevamo prima del rasoterra parato in tuffo da Pinsoglio, poi sugli sviluppi dell'azione colpo di testa da distanza ravvicinatissima sempre di Lopez, bravissimo in questo caso davvero Pinsoglio a deviare in calcio d'angolo. Ora Latina ci prova attaccando sulla destra, il cross provato da Rolando, nuovo entrato della Latina, il suo tentativo viene messo in fallo laterale. Siamo a 36 minuti e 50, Benevento 2 Latina 1. Vercelli. Sì. Benevento dopo 5 minuti di recupero arriva il fischio finale anche di Pezzuto di Lecce. Il Benevento batte il Latina per 2-1. I gol, la sequenza delle reti: Latina in vantaggio con Corbia al metesimo del primo tempo, il pareggio che è arrivato nel finale del primo tempo con Pezzi, e poi al 16° della ripresa Ciciretti per il 2-1 definitivo. Benevento 2 Latina 1.